Il protocollo 2019 rappresenta un ulteriore passo verso una sostenibilità ambientale qualificata nel Conegliano Valdobbiadene. Quest'anno verrà sancito il no glifosate. Dal 1° gennaio 2019 infatti è vietato l'uso del glifosate tra i 15 comuni del Conegliano Valdobbiadene grazie a una scelta delle amministrazioni comunali, chiaramente supportate anche dal consorzio del Conegliano Valdobbiadene. Alla candidatura UNESCO presentiamo la unicità del paesaggio, della ciglionatura, del mosaico vite-vigneto. Le scelte che facciamo è perché crediamo in un territorio all'avanguardia, infatti lo consideriamo il laboratorio numero 1 di sostenibilità a livello europeo. La scelta di vietare il glifosate, dove in tutta Europa è permesso, rappresenta la più grande area produttiva viticola a livello europeo che ha fatto una scelta di questo tipo, e credo che sia testimonianza del fatto che vivere nel Conegliano Valdobbiadene si vive meglio e si vive più a lungo. Noi ovviamente siamo sempre fiduciosi di avere un'annata di alta qualità. Chiaramente in questo momento ci servono due condizioni: un po' di pioggia e l'auspicio che le temperature non vadano sotto lo zero. Siamo qui alla presentazione del protocollo viticolo 2019, promosso come ogni anno dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene 10G. Il protocollo è un strumento da utilizzare all'interno dell'area del Conegliano Valdobbiadene 10G per migliorare e portare a un livello ancora più elevato la qualità già altissima del nostro prodotto, il Conegliano Valdobbiadene 10G. E in questa edizione del 2019 il protocollo ha elevato ulteriormente lo standard, e noi utilizziamo questo per comunicare a chi viene a trovarci, a chi viene a visitarci e anche a chi consuma e acquista il nostro prodotto, il Conegliano Valdobbiadene 10G, la qualità di questo prodotto, la qualità del territorio.